Lettura condivisa del romanzo Anna Rosa de Rios, pubblicato per le edizioni NOR, 8º appuntamento. Anna Rosa de Rios. Quando ne ero arrivata a Casteggio all'inizio, la guerra c'era già, ma sembrava quasi che a nessuno gliene importava molto. Non si sentiva tanto. In poco tempo sulle cose brutte della guerra, però, già erano facendosi sentire, eppure molto. La cosa di mangiare quasi non si trovava più. Per ogni cosa era a usare questa tessera annonaria, a ogni cosa sempre questa tessera pronta, e tutto ne era razionato. Nel febbraio del 43 le cose erano cambiate davvero. La corrente elettrica non c'era più a Casteggio e ogni 2 settimane era andare a comprare candele da questo mineddu che ne le vendeva a contrabbando a Piazza Ienne. Deo, in Marghisei, già vivio accostumata a stare a luce de candela, ma i fresi erano troppo assignoricados e non si riuscivano ad adattare a questa cosa. Ma mento che questa scandelas c'avevano una puzza troppo forte. Mamma mia, già veniva cupuditas. Dice che c'avevano quell'odore perché la cera non era raffinata. Maddalena, la figlia grande dei fresi, c'aveva 10 anni in tempo de dando. Il babbo e la mamma ne avevano deciso che era meglio di non mandarla più a scuola, che le lezioni già gliele faceva signora Angelica in casa, che era studiata maestra. Tanto che su Manzano, su de che 7 de Vrealzo de su 43, ne era uscita con Maddalena a comprare questa scandelas. Fatta che ne avevamo la commissione, mi ero pensata di andare a trovare a Maria Lene, che ne era venuta anche lei da Marghisei a Casteggio, e ne abitava a Pagos Passos, di dove ne eravamo noi. Eravamo salite da lei e ci eravamo fermate a farci un po' di chiacchierata, che non è che ci stavamo vedendo tutti i giorni. Arrivata ora di mezzogiorno, dovevamo tornarcene a casa, che signora Angelica ci era aspettando a pranzare. Nudda, Maria Lene a tutti i costi vidi arrestarci a mangiare da lei, che doveva farci assaggiare questo macarrones con casu e pibere. Io insistendo ad andare via e lei niente. Annarò, ista di siddi dai gue, lo deves assaggiare questo macarrones con casu e pibere. E tanto, com'è o come non è, io e Maddalena restate a casa di Maria Lene a mangiare questi maccheroni con formaggio e pepe, ce n'eravamo. Si era fatto mezzogiorno e mezzo. Proprio dietro di casa di Maria Lene c'era la scuola elementare de Saviate su Calmine. Proprio l'ora che ne uscivano i bambini di scuola si era fatta. A un certo punto sentiamo queste sirene dei bombardamenti. Ma manco un minuto n'era passato che iniziamo a sentirne bombardando. Quel giorno, su de che 7 de Vrealzo de su 43, gli americani ne avevano bombardato a Casteggio. Dentro della città avevano bombardato. Apposta l'avevano fatto questi maledetti. Finito il bombardamento, avevo deciso di tornare a casa a vedere se c'erano stati danni a casa dei fresi. Scese che ne eravamo nella strada con Maddalena, fidi in un desispero completo. Sangue in ogni posto c'era, bambini morti in terra a ogni parte. Mi giravo e vedevo buchi e fossi grandissimi. Le strade non esistevano più. Si sentivano bambini piangendo, chiamando alla mamma, che ne erano feriti di come avevano spezzonato. Tutto distrutto ne era. A salvarcene la vita, l'unica era a scappare. Fidi de me il corisi cussu notte, il 3 del mese di marzo del 43. Gian Maria Fresi, la moglie sua, signora Angelica, i figli Maddalena Fresi e Mattia Fresi si erano risoluti a sì che vuire da Casteggio. Deo cunissoso. Tutta la notte ci avevamo messo a arrivare verso l'uscita di Casteggio, andando a piedi. Quando vide Arveschende, toccada e ci ferma una pattuglia di carabinieri e ci fermano a chiederci chi ne eravamo e dove ne eravamo andandone. Documenti di riconoscimento, prego.
Sicuramente gli risultava di esserne cosa strana che un uomo ancora giovane, che non era invalido come Gian Maria Fresi, non era a fare la guerra. E se non era a fare la guerra, allora era disertore. Signor Fresi, come mai lei è in giro a quest'ora? Come mai non è a combattere? Io lavoro presso la Montecatini, vicino allo stagno di Sant'Egia, gli ha risposto Gusto. Alla Montecatini? Ma alla Montecatini siete mobilitati, non potete assolutamente spostarvi. Come mai lei è in giro? Tanto signor Fresi ha inventato una cosa, sa prima che gli fu da cuccata. Ha assolutamente ragione. Ho avuto un permesso speciale per accompagnare la mia famiglia fino alle porte di Casteddu. Loro sono diretti a Tempio. Io ora rientro immediatamente in fabbrica. Ma il essere nato al signor Gianmaria che la hanno fatto tornare a Savrabica e noi con quei carabinieri sopra del cassone di un camion ci avevano caricato e c'erano molti altri sfollati insieme a noi. Arrivati che ne eravamo in quel paese grande con le case basse, ce ne avevano scaricato una piazza grande e ci avevano detto che forse alla mattina dopo c'era un treno a andare a Tattari. La linea ferroviaria da Aristis andando verso la parte di nord già non era stata toccata da bomba peruna e ne funzionava ancora, la verità. Non avevamo trovato impedimento niente a arrivare a Tattari. Treno diretto avevamo preso, viaggio lungo e sempre pieni di paura ne eravamo, ma alla fine già c'eravamo arrivati pure a Tattari. Dopo ora di pranzo eravamo arrivati. Nella stazione ne avevamo chiesto a vedere se c'era mezzo andare fino a Tempio. Dal 4 del mese di marzo del 1943, Gian Maria Fresi mai più c'era ritornato alla casa sua. A Casteddu ne l'avevano torna bombardata nel mese di maggio e dice che quel bombardamento ne era stato il più peggiore di tutti quanti. Signor Fresi dice che era dentro della Montecatini e guardando a Casteddu una chivaria da un imbolico de vogu. Signor Gianmaria se n'era risoluto a fuggirsene pure lui. Non ci aveva più niente a farne a Casteddu. Direttamente da Savrabica si aveva iniziato il viaggio di Gian Maria Fresi a scappare di Casteddu per arrivarne a Tempio, pure lui, dove c'eravamo tutti noi. Quando me n'ero andata con signor Angelica e i figli di lei a Tempio, ci aveva preso in casa la mamma del signor Gianmaria. Questa casa un po' me ne sembrava la casa di mamma a Scale Sagorte. Era tutta di pietra e piccola ne era, che in domo e mamma e tutto, i mobili erano pochi. La verità, a viverne lì a Tempio all'inizio era stato troppo bello, quasi quasi non mi sembrava neanche che eravamo in mezzo della guerra. Passatus a sustu del sol bombardamento in Casteddu, quell'estate del 43, già era stata bella e che ne pensamento per uno. Al mese di settembre a Tempio ne erano arrivati i tedeschi che erano ritirandosi. Questo il maladittoso, quando ne entravano in casa ci mettevano attumbados a su muro, sempre in 4 ne erano. Uno se ne restava a guardia nella porta, e in su mentras agli altri 3 ne frugavano in ogni luogo, e finito che ne avevano, quei 3 se ne andavano con tutta la roba che si avevano trovato e la portavano via. Ma il soldato che era messo a guardia nella porta se ne restava lì, fermo che crasto, a controllarne che in casa non c'era altra gente nascosta. D'ogni die esamatessi scena, vidi. A Savine, questo sputito de tedesco sì che vine andato. E poco tempo n'era passato che ne erano arrivati pure gli americani. Questo spuro se n'erano messi nella chiesa di fronte di casa dove abitavamo noi. Ne erano arrivati portandone allegria, parimisi in festa, e invece a sos tedesco solo a rubare e a fare paura alla gente ne erano buoni. La verità vera era che questi americani ci facevano l'elemosina, ci facevano. Ne arrivavano con queste camionette nelle strade, da dentro se ne affacciavano questo soldato il manno schetrunu, biancos e nieddoso, e a tutti ne davano pappettas americanas, vrustis e cicullate, caramellas, ma mento chi tutto sospizzinnoso se ne arrampicavano a queste camionette a prenderne cosa di mangiare. Caramelle, caramelle a bochinaiana.
Ne era entrato gennaio del 44 e a Tempio c'era un freddo a morirne. Ne era tutto nevicato, tutto bianco, manco da casa faceva uscirne. Non erano passati manco 3 giorni dall'inizio del mese che signora Angelica se n'era morta. Signor Gianmaria, mischino, ne aveva fatto di tutto a curarla. Tutto l'oro si aveva venduto, eppure altre cose che c'aveva, tutte vendute a cercare medicine per la moglie. Niente l'aveva guarita. In quella casa n'era sceso un silenzio che ne faceva entrare il freddo dentro delle ossa. I bambini se n'erano sempre di più attaccati a me. Di quando eravamo a Tempio, praticamente signora Angelica ne era sempre restata a letto e piano piano si vi consumiva. Ne eravamo rimasti ancora tutto un altro anno a Tempio, che non sapevamo cosa fare, dove andare, ma ai primi giorni del 45, poco tempo che ne aveva fatto un anno di morte signora Angelica, signor Gianmaria, senza di dirne nulla a niuno, se n'era tornato a casa, a mano presa con una cugina sua di Agliu. Si era sposato. Doveva dare una mamma nuova ai figli suoi. Toccava tornarsene a Castello. In Tresa e Battorotto avevano preparato bagagli e bambini. Signor Gianmaria non me ne aveva detto niente di andarne con loro e io mi ero capita sola che la moglie nuova non me ne voleva in mezzo di loro. Io non ci avevo più cosa a farne lì, a questo punto, senza i bambini e senza di signor Gianmaria. Signor Gianmaria, prima di partirsene, mi aveva dato un imbolico di fazzoletto e dentro ci aveva messo a qualche soldo e un foglio piegato c'era, ma non mi aveva detto altro niente. Bastala. Io me n'ero decisa. Avevo sentito che c'erano molte ragazze che se ne partivano a continente a lavorare, come Terraccas.